amici di Futsal Time per Felice Venezia Mestre. E no, si fa sempre calcio a 5, non è una Royal Rumble, siamo solo qualcuno in più. Vero mister Gabriele Landi? Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre. Allora, andiamo a presentare un po' i nostri ospiti di oggi, che sono i tuoi giocatori dell'Under 15, Under 15 di cui adesso parleremo, andremo a vedere un po' che stagione è stata per loro. Comincio dal capitano Federico Franzoni. Ciao Lorenzo, grazie dell'invito. Proseguo con il suo vice Edoardo Serato. Ciao Lorenzo, grazie per l'invito. E concludo con il porterone, la guardia dei pali, Tommaso Zanotto. Grazie Lorenzo dell'invito. Allora, mister, io ti chiederei di fare gli onori di casa e introdurre un po' quella che è stata l'annata, il gruppo dell'Under 15. Ma guarda, è stata una stagione secondo me soddisfacente, e molto anche devo dire, loro lo sanno, l'ho detto pubblicamente, l'ho detto a loro. È stata una stagione sicuramente molto intensa, molto lunga, perché l'ultima gara ufficiale l'abbiamo giocata il weekend scorso, però è stato un anno di crescita molto molto importante. È stato un anno dove ad agosto probabilmente le aspettative, non da parte mia, ma insomma generali, non è che fossero quelle che poi siamo riusciti a realizzare. Siamo arrivati a giocare una finale regionale che purtroppo abbiamo perso, però con orgoglio ci siamo arrivati e siamo riusciti a conquistare la Coppa Veneto appunto l'ultimo weekend. Però ripeto, a prescindere da quelli che sono stati poi i risultati, che comunque sono risultati molto buoni, è stata una stagione in cui i ragazzi sono cresciuti tanto. Penso che si siano tolti anche diverse soddisfazioni sia a livello di squadra sia a livello personale, nel senso che Fede per esempio è stato convocato in nazionale, tutti e tre sono stati convocati in rappresentativa e loro e altri ragazzi magari sono andati a fare i raduni nel centro territoriale federale a Maser. Comunque, ripeto, la crescita è stata a 360 gradi, molto importante da parte di tutta la rosa. Cap, faccio cominciare te per raccontare un po' quello che invece è stato il campo, no? Innanzitutto ti chiederei un po' di presentarti, nel senso che giocatore sei e niente, se mi dici un po' la tua idea sulla stagione che tra l'altro per voi non è ancora finita, però ne parleremo tra poco. Ok, allora sono Federico Franzoi, sono un back mancino e allora la stagione abbiamo iniziata molto molto presto ad agosto e come ha detto il mister c'erano tutte le basi per fare una buona stagione, ma non era scontato che noi saremmo andati così lontano. Infatti abbiamo passato il girone di qualificazione per andare in Elite da primi a punteggio pieno. Poi nel girone Elite abbiamo iniziato nel migliore dei modi, abbiamo proseguito bene, poi come sappiamo c'è stato un mese di stop a causa Covid e quando siamo ritornati diciamo, abbiamo concluso in un buon piazzamento, abbiamo perso tanti punti per strada. Infatti tra la prima c'è uno scarto abbastanza netto, anche se non troppo, però l'ultima giornata del campionato Elite l'abbiamo proprio vinta contro di loro e abbiamo fatto capire a tutti, soprattutto nei playoff, che ci sarebbe stato filo da torcere per loro. Infatti ai playoff abbiamo passato i quarti per 1-0 contro il Presana e non abbiamo speso troppe energie perché sapevamo che il giorno dopo ci sarebbe aspettata l'alta marca, che avevamo già incontrato 3-4 volte nel corso della stagione e per fortuna siamo riusciti a vincerla ai calci di rigore e in finale, come ha detto il mister, purtroppo l'abbiamo persa, però con veramente tanto orgoglio perché eravamo una squadra composta da 4-5 nuovi giocatori e siamo riusciti a concludere con secondi nella regione Veneto e con la Coppa Veneto. Edoardo, chiedo a te la stessa cosa, di presentarti, di raccontarci un po' che giocatore sei
e anche a te un parere sulla stagione della Va bene. Fenice. Ciao, sono Edoardo Sorato, sono un laterale e secondo me questa stagione è stata molto difficile, secondo me anche per il discorso del Covid, perché molti nostri compagni, ecco, hanno, cioè, ci sono state molte, come si può dire, molte Molti casi di positività, nel senso sì, di siete positività nella avete squadra avuto che hanno dato molte difficoltà anche in partita che negli allenamenti. Poi nel girone di qualifica per l'Elite cioè, siamo passati molto tranquillamente al punteggio pieno. Poi nel girone Elite c'è stato un po' di disguidi per, per alcune partite, ad esempio contro il Pordenone e Pressana, e che abbiamo perso dei punti, secondo me, che potevamo essere tranquillamente più in alto in classifica. Poi siamo passati con l'1-0 ai quarti contro il Presana e in semifinale abbiamo vinto ai rigori e in finale abbiamo perso 4-0 contro il Bissola, che secondo me era molto meritata per loro. E Tommaso, tu sei un portiere, quindi non ti chiedo di presentarti in quanto ruolo particolare, no? La domanda che ti faccio, ovviamente la stagione, abbiamo capito un po', l'andamento è perché hai scelto di fare il portiere? Che penso te l'abbia chiesto chiunque, però te lo chiedo anch'io. Allora, io quando il primo anno finisce ero attaccante, poi durante un allenamento mancava il portiere e ho deciso di andare in porta e da lì mi sono innamorato del ruolo e l'ho continuato. Che stagione è stata per te? È, è stata un'ottima stagione, togliendo per me dei mesi per infortunio, ma mi sono anche portato a un trofeo che non mi aspettavo di prendere a inizio stagione. Grazie Tommy. Mister, la cosa che invece chiedo a te è quanto è importante rivedere questi ragazzi in campo per una stagione intera e soprattutto poter vedere quanto in un anno dei giovani possono crescere e migliorare. E diciamo non era la cosa più scontata del mondo negli ultimi anni, nelle ultime stagioni. Sì, guarda, ti dico, lo sai perché ne abbiamo parlato l'anno scorso, noi senza non poca difficoltà la stagione, chiaramente a parte il primo anno di Covid, la stagione scorsa siamo riusciti a portare a termine la stagione senza mai fermarci, cosa non da poco, chiaramente con limitazioni, chiaramente con regole nuove, chiaramente con accorgimenti differenti all'aperto, freddo, quant'altro, però anche lì, ti ripeto, si è vista tanto la voglia da parte di tutti di continuare a lavorare, di continuare a crescere, di continuare a giocare. E già lì ti dico, secondo me è stato un passaggio importante perché a livello caratteriale è non uno stimolo, è proprio un segnale forte. E questo segnale forte ci ha permesso di continuare a lavorare, seppur chiaramente abbassando quelle che possono essere le pretese, quelle che possono essere un po' i ritmi, però continuando a mantenere un percorso importante, quello sicuramente ci ha dato tanto. Quest'anno ci sono stati dei miglioramenti veramente importanti, lo ripeto, continuo a ripeterlo, ma eh, perché è una cosa di cui sono veramente orgoglioso e veramente fiero di quanto sono cresciuti. È è un qualcosa che secondo me ripaga tanto di tutto il lavoro che viene fatto. Eh, Ci sono dei ragazzi che nella scorsa stagione magari hanno giocato poco, molto poco,
che quest'anno l'hanno fatto da protagonisti perché hanno dato tanto, hanno fatto sacrifici importanti, hanno lavorato su se stessi, hanno lavorato per il gruppo e io penso che lo sport resti non uno dei pochi, però un aspetto fondamentale dello sport deve essere la meritocrazia e se uno merita è giusto che ottenga e che sia gratificato senza regalare niente a nessuno, ma penso che sia fondamentale questo. Cap, torno da te e ti chiedo che cosa è significato per te vestire la maglia azzurra, uscire anche un po' da quello che è un ambiente di comfort, un ambiente protetto come può essere quello della tua squadra, dei tuoi compagni, dei tuoi allenatori, no? Quindi andarti veramente a confrontare con il meglio in Italia dello sport che ami. Sì, è stata veramente una bella esperienza. Come ho imparato tanto quest'anno, sia ai centri territoriali, sia al Franchetti, anche lì ho imparato nuove cose, ho conosciuto giocatori veramente bravi che ovviamente non erano conosciuti perché siamo in Under 15 e comunque in giro per tutta Italia ci sono veramente giocatori bravi e è stato bello confrontarmi con loro e porterò sempre questa esperienza in futuro. E proprio quando abbiamo fatto il torneo delle regioni ho incontrato uno mio amico che avevo trovato a Coverciano e ora che faremo le Final Four Under 17 ci saranno altri 3 miei compagni che avevo incontrato a Coverciano che faranno le Final Four Under 15. Quindi è stata veramente una bella esperienza. Veramente garantisco a tutti di viverla perché è veramente bello. E noi ovviamente siamo tutti contentissimi per te, spero che tu in primis, ma anche tutti i tuoi compagni possano avere questo tipo di possibilità. Edo, a te chiedo invece un'altra cosa, no? Chiedo della rappresentativa Veneto dove avete vinto il trofeo 40, avendo veramente gli avversari con tanti gol di scarto a partire dai gironi, a partire anche poi alla finale contro Piemonte Valle d'Aosta, no? E scusa, Trentino Porto Adige. Che anche lì, che esperienza è stata? È stata veramente una bellissima esperienza perché sono riuscito a fare anche nuove amicizie. Poi mi sono confrontato anche con altri giocatori del mio livello e anche molto più forti. E per me sarebbe una cosa da rifare tutti i giorni. Tommaso, chiedo la stessa cosa a te, che esperienza è stata quella del torneo con la rappresentativa Veneto e se per te è stato bello avere come preparatore quello che era il tuo portiere, il tuo pardon, preparatore in Under 15, ovvero Maurizio Cancelliere. Sì, è stata un'esperienza molto bella. Infatti ho conosciuto molti ragazzi delle varie società nei dintorni, molti li ho già affrontati e mi sono anche ho combattuto per il posto con un portiere dell'Alta Marca molto bravo. Invece con Mauri ormai cioè, mi aspettavo di lavorare con lui anche in rappresentativa e è stato molto bello. Mister, ora che abbiamo fatto un po' il giro di quella che è stata la stagione Under 15 con questi ragazzi, io ti chiedo come glielo stai spiegando che la stagione in realtà non è ancora finita e che alla bellezza dell'ultima settimana di giugno si giocano uno scudetto con l'Under 17? Ma guarda, ti dico, è più facile dirgli di andare avanti che fermarli, perché domenica finita la Coppa si sono lamentati del fatto che questa settimana si sono aggregati loro tre, e non solo loro tre, anche altri ragazzi dell'anno 17, piuttosto che dirgli che non ci alleniamo più perché si lamentavano appunto che abbiamo terminato la stagione così presto secondo loro. L'anno scorso abbiamo concluso con il termine dei tesseramenti, per intenderci.
Ripeto, sono ragazzi che danno tanto, sono tutti quanti ragazzi, non parlo solo chiaramente dei loro tre, sono tutti quanti ragazzi che hanno sempre dato tutto e hanno tanta voglia sono sempre l'idea che chi ha voglia merita di aver dato, ecco. Bisogna dare tanto a chi dà tanto, secondo me, sempre e comunque. E niente, adesso speriamo di poterci giocare al meglio queste final con l'Under 17. Sono contento per chi poi alla fine verrà aggregato a questa, chiamiamola, spedizione. Ripeto, senza nulla togliere a chi non verrà aggregato, che comunque ha fatto una stagione molto importante. Mister, controllavo un po' sulla pagina della Fenice, ma ci sono già gli accoppiamenti? Le squadre sono Sì. all'84, Fenice, Napoli, Calcetto. Contro chi giocheremo la semifinale? Noi tanto per cambiare abbiamo trovato una romana, giusto per variare sul tema, giochiamo con lo Sporting Club Marconi, che tra l'altro tra il torneo di Montesilvano che organizza in parte lo Sporting Club Marconi con Luca Copparoni e le presenze al nostro torneo, una società diciamo amica, insomma. Detto questo, è una semifinale scudetto, quindi di amici non ce ne sono. Però ecco sì, abbiamo trovato lo Sporting Club Marconi come accoppiamento, giusto per variare sul tema di Fenice Venezia Mestre contro una squadra romana. Sì, 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 infatti variamo, cambiamo proprio. Continuiamo il giro, Cup, questo scudetto Under 17, che cosa significherebbe? Immagina, no? Tu hai vestito la maglia azzurra e adesso punti a salire sul tetto d'Italia, ribadisco, di quella che è la tua passione, dello sport che ti piace fare, di quello per cui dedichi tanto tempo tutto il giorno. E pensare, io potrei essere tra i più bravi d'Italia, ti fa sentire. Beh, sarebbe un'emozione tanto grande perché innanzitutto vivrei comunque la Final Four scudetto sapendo che per la stagione sono stato protagonista dell'Under 15, ma ho aiutato molto anche l'Under 17. Infatti ho giocato sia la semifinale che la finale e spero di giocare sia la semifinale che la finale per un secondo posto e per la Final Four sapendo che davanti a noi ci sono grandi squadre come l'L84, il Marconi e il Napoli Calcetto. E questo. Edoardo, la stessa cosa a te. Che stagione è stata anche per l'Under 17, ma più che altro per te vivere due squadre? Per me vivere in due squadre ovviamente bisogna organizzarsi anche perché c'è la scuola e bisogna organizzarsi. Poi per la cosa allenarsi quasi tutti i giorni alla settimana è impegnativo e questo mi fa capire anche che in campo dovrei dar tutto e di sperare anche di vincere questo scudetto con l'anno 17. Tommaso, stessa cosa per te, la possibilità di vincere lo scudetto Under 17 e... io te la butto lì, ci sono un paio di portieri bravi in prima squadra. Hai avuto modo di parlare con qualcuno, di guardarli giocare? Ce n'è uno che ti piace un po' di più? Sì, li ho visti giocare e anche una volta ho fatto una parte dell'allenamento con loro. E mi ispiro molto a Maci e a Benito, che Quanto sono riguarda... ottimi Vai, portieri. vai, dimmi pure. Sono degli ottimi portieri per la categoria. Per quanto riguarda lo scudetto Under 17, anche quello per te? Lo scudetto sarebbe la parte più importante della stagione per concluderla al meglio. Anche per eh, mh, vedere come giocano le Final Four, l'attenzione che provano, che si prova. Ti ringrazio tanto, Tommaso.
Mister, torno da te per concludere un po' questa intervista. La domanda comunque è quella, vincere, ok, ce lo siamo sempre detti, ma non toglierebbe nulla a quello che sarebbe ed è già stato un percorso importantissimo con un'altra compagine della Fenice Venezia Mestre, però diciamo che ormai siamo lì e non mi hai sentito, mister? No, ho perso un pezzo. Sarebbe bello, siamo arrivati lì, sarebbe bello vincere per non avere più rimpianti sostanzialmente da questo punto di vista. Sì, sicuramente te l'ho già detto in altre situazioni, per fortuna abbiamo modo di confrontarci spesso con realtà importanti in queste manifestazioni che per i ragazzi, per noi tecnici, per la società intera sono momenti molto importanti, formativi, di crescita, di confronto e chiaramente non è che uno va lì per fare presenza e basta. Poi dopo sappiamo bene che sono gare secche, sappiamo bene che la posta in palio è altissima e come detto non toglierebbe comunque nulla a ciò che è stato fatto quest'anno, che è stato comunque molto importante, ecco. Sia per l'Under 15 sia per l'Under 17 è stata una stagione molto importante. Chiaro che, ripeto, si va lì con un obiettivo. Mister, io ti ringrazio tanto per essere stato protagonista di questa intervista. Grazie a te Lorenzo. Ringrazio Federico Franzoi. Fede il Grazie microfono. Lorenzo, ciao a tutti. Grazie mille Edoardo Sarato. Grazie a te. E grazie Tommaso Zatto. Grazie a te Lorenzo e a tutti. Ragazzi, in bocca al lupo, dai. Happy.